Appassionati di calcio 5, bentrovati con il futsal di Serie A Pala Bianchini, prima giornata di ritorno, la 16ª del campionato nazionale in diretta su PMG Sport Futsal, la sfida tra il Lynx Latina e l'Italian Coffee Petrarca. E poi dall'altra parte del campo con il pressing insistito, attenzione qui l'errore con forse il fallo, attenzione l'opportunità per l'Italian Coffee che va a calciare in porta, poi c'è il salvataggio. Prova adesso, eccola qua la prima più importante, Johnny. E qui attenzione perché c'è la grande giocata con l'anticipo da parte del numero 3 Cividini che poi sbaglia tutto. Il tocco con la conclusione, doppio rimpallo incredibile. Poi tante partite anche con... Intanto c'è la conclusione fantastica al volo da parte di Cividini. Intanto ancora l'opportunità per il Latina che va a divorarsi il gol. Nell'ultimo passaggio ancora questa conclusione, palla esterno. Colpito da Rabal, parte col mancino e poi la sfera che resta lì, ancora Del Pizzo. L'imbucata, attenzione, la clamorosa palla gol. Johnny il tocco con Rabal, ancora Rabal la giocata. E diventa un tiro insidiosissimo. Il tocco all'indietro per la conclusione, una sassata incredibile con intervento poderoso, fantastico di Moretti. Il destro traversa, poi la palla è uscita. Il tocco all'indietro, Johnny dentro, la conclusione arriva adesso con Palmeggiani. Riparte ancora una chance per il Latina, attenzione con la palla per il sinistro di Greco. Si chiude così questa prima frazione al Pala Bianchini con il punteggio inchiodato sullo 0-0. Serve all'indietro per questa conclusione, la fantastica parata da parte di Maggi. Vediamo se il match si scalda con la conclusione di Palmeggiani. Poi il rimpallo, la sfera che resta lì, ancora la conclusione con il gol in maniera fortuita di Dudu Costa che trova la deviazione vincente e sblocca il punteggio alla Pala Bianchini. Se l'è trovato praticamente sulla caviglia Dudu Costa, ma è stato bravo e intelligente. Vediamo quale sarà la reazione di Latina che intanto si deve difendere dalla conclusione di Sardella e dalla grande parata di Maggi. Rimpallo favorisce Latina, subito numerica, Aiello può scaricare il pallone, lo fa per Palmeggiani, si defila, poi riesce a trovare comunque la conclusione. Sulla parallela la palla è buona, attenzione la conclusione con l'uscita di Moretti che si oppone alla conclusione di Rabal. Poi la grande giocata con la finta e la conclusione e la parata di Maggi, la palla che resta lì. Che chance per l'Italian Coffee con la giocata fantastica di Alba. Vediamo nell'1 contro 1 cosa sa fare Johnny e la sua giocata, la parata di Moretti. Con la risposta dell'estremo difensore dell'Italian Coffee e con lo spazio aperto per la formazione ospite che va a divorarsi il gol due volte. Gianderra prova il destro. Non rischia il fallo ma l'Italian Coffee è lì, la grande parata di Maggi, distinto ancora su Costa. Che cosa ha preso Maggi? Il Latina che adesso rischia di capitolare ancora ma può ripartire con questa transizione offensiva, con questa conclusione con Moretti che non si scompone. Recupera nuovamente la palla in Latina, possibilità di superiorità numerica, attenzione la chance con il tocco e con il fallo. È rigore o no? Johnny il tocco corto, la conclusione di salvataggio sulla linea, poi ancora il miracoloso salvataggio. Giander, spazio, calcia sul fondo. Giander, il tocco all'indietro, Johnny destro sul fondo. La palla dentro, ancora la conclusione che finisce alta sopra la porta difesa da Moretti. La finta di Giander dentro, Johnny non la trattiene, poi la suolata, la conclusione Moretti. Johnny che rischia il tutto per tutto con un dribbling. Johnny prova il tocco dentro con il salvataggio, la palla che resta lì e Moretti si salva in qualche modo e l'Italian Coffee porta a casa la vittoria per 1-0 grazie al gol di Dudu Costa.